Oggi dall'OP di Trapani e Isole Egadi ci arriva il sugarello maggiore, un pesce considerato tra i poveri poverissimo, spesso non, come dire, scartato già a priori. Invece abbiamo pensato di proporlo per i bambini, perché è un pesce abbastanza delicato, è più grossetto e si può sfilettare con più facilità. E allora prepariamo un piatto per i bambini. Paolo. Piacere di conoscerti, come dice il nostro motto del buon pescato siciliano, piacere a tutti voi. E allora, hai detto bene, per i bambini, una classica cotoletta alla milanese, ma fatta con il pesce. Passiamo subito all'operatività, quindi andrò ad accendere il pentolino con l'olio. In questa padella direttamente farò un qualcosa che i bambini non sopportano, sia a casa che a scuola, nelle mense. Una bellissima verdura di campagna, bietolina rossa, che io trasformerò in una terrina particolare che vi farò vedere man mano. Quindi andrò a mettere l'olio extravergine delle valli trapanesi, no? Sì. Benissimo. E prima passerò addirittura, per dare ancora più valore, metterò un po' di porro che precedentemente avevo tagliuzzato per dargli un po' di base. Metto le mie foglie, quelle più tenere. Se tu appena raccolta è biologico, infatti, se tu puoi cortesemente mettere il tuo tocco, quindi un po' di sale delle nostre saline di Trapani, esattamente, preciso slow food. Benissimo. Quindi le nostre verdure stanno andando, il nostro olio, perché tra un minuto è pronto, quindi andremo a fare una panatura leggera con il nostro sugarello maggiore. Non andrò a mettere assolutamente né sale, nulla, perché poi lo metterò alla fine, quindi farò semplicemente che lo passo nella farina, eventualmente di riso. Il riso per i celiaci o anche la farina normale, o anche farina per noi usiamo quelle grandi siciliane, giusto? Esatto. Passo nell'uovo, quindi sempre ovviamente con l'ausilio di questa pinzetta, e poi vado a mettere il mio filetto nella panatura. La nostra verdurina è pronta, quindi faccio riposare il nostro filetto che si asciuga, perché devo fare un passaggio importante. Utilizzerò questo anello, raccolgo un po' tutto questa mia verdurina, metto il mio anello, metto tutto qua all'interno, ok, e andrò a mettere una colata di uovo e farò cuocere lentamente, va bene? Guarda, faremo così. E adesso l'altro passaggio, il nostro olio è pronto, andiamo a cuocere il nostro filetto. Nel frattempo facciamo la nostra maionese vegana, quindi ho un po' tutte le misure già dell'olio di girasole, quindi 280-300 ml, si può conservare anche per 10 giorni tranquillamente. Poi latte di soia, un altro pochettino, quindi 300 di olio, 100 di latte di soia, e poi abbiamo zucchero, succo di limone, aceto, e 5 ml e 5 ml. Ok, e poi sale e zucchero 8 grammi, 4 e 4, e per finire uno squizzo di senape di Dijon originale, e invito il nostro buon Peppe
a mixare e fare sali e scendi per circa 30 secondi. Peppe, ma nemmeno. Eccezionale. Croccantissimo, asciutto. Prepariamoci con il nostro piatto, giusto Giuseppe? Perfetto. Io penso che il nostro uovo, e vediamo la consistenza. Impiattamento. Quindi andrò a prendere la mia terrina di verdura. Poi giocherò così con il mio filettino di milanese. Poi giocherò con la nostra maionese vegana che andrò a mettere nel suo proprio alloggio. E poi ci giocherò un po' con questa ketchup naturale fatta homemade, come si vuol dire, fatta in casa. In questo caso il bastoncino, no? Non ha nulla a che vedere con questo classico filetto di pesce fresco, buon pescato. Quindi dico Costo. il costo, andiamo al costo. Metti che tra maionese, filetto, un uovo c'è 1,19 €, 1,19 €, 1,20 €. Abbiamo fatto una bella cena, un bel pranzo per i bambini. I bambini a scuola, a casa, ovunque, se lo mangiano tutto tranquillamente, perché dagli ai bambini una maionese, una ketchup, anziché quelle, tra virgolette, porcherie surgelate, qui hai un prodotto fresco. Quindi a questo punto, buon pescato siciliano E buon appetito. grazie.